Benvenuti, oggi è giovedì 14 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:38 e tramonta alle 16:50. La luna si leva alle 15:41 e cala alle 4:44. Oggi si celebra il vescovo San Giocondo. Il nome Giocondo deriva dal latino iucundus, con il significato di gioioso. Il 14 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Diabete. Questa celebrazione rappresenta un'occasione per riportare l'attenzione sull'identificazione della malattia, stimolando i governi a investire maggiormente nella cura, nella prevenzione e nella diagnosi precoce. Il diabete viene identificato dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, quale priorità globale per tutti i sistemi sanitari. In Europa interessa circa 60 milioni di adulti e si stima che questo numero sia destinato ad aumentare, per cui il miglioramento delle conoscenze e la consapevolezza delle persone è di importanza fondamentale. Iniziamo facendo gli auguri al nostro Michele Cucuzza, che oggi festeggia 72 anni. Vanta una lunga esperienza come giornalista e conduttore. Nell'83 entra in Rai come redattore e per 10 anni presenta La Vita in diretta. Il 1 ottobre 2022 presiede a Milano la cerimonia di premiazione del concorso nazionale letterario Artisti per Peppino Impastato, in veste di presidente di giuria. È il direttore del nostro TG Sicilia. Compleanno da ricordare anche quello di Max Pezzali, che oggi compie 57 anni. Diventa famoso nei primi anni 90 come voce degli 883. Nel corso della sua carriera da solista vende oltre 7 milioni di dischi. Compie oggi 76 anni Carlo III, sovrano del Regno Unito, 40° sovrano d'Inghilterra e il più anziano a salire sul trono all'età di 73 anni. Il fisico Theodor Meiman brevettò il 14 novembre 1967 il primo laser funzionante al mondo. Costruì un dispositivo che assorbiva luce verde e blu ed emetteva luce rossa, in grado di concentrare in un punto preciso un fascio di luce sottilissimo ma molto potente. La sua scoperta ebbe immediato riscontro nella chirurgia per correggere i difetti della vista. Ma sapete a cosa serve l'atmosfera terrestre? La Terra è circondata da gas che formano l'atmosfera. Le particelle dei gas, proprio come tutti gli oggetti che sono presenti sulla Terra, vengono trattenute dalla forza di gravità. Ed è per questo motivo che più ci si allontana nello spazio e più rarefatta sarà l'aria. Ad esempio, la Luna, che ha una forza di gravità molto piccola, viene avvolta da gas molto meno densi. E questo è uno dei motivi per cui gli astronauti devono utilizzare le tute spaziali. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna quadrerà sia con Plutone che con Marte, spingendo i segni zodiacali a essere un pochino più bellicosi. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, la Luna oggi rimarrà fino alla mattina nei vostri gradi zodiacali per poi passare in Toro, ma le quadrature che crea con Plutone e con Marte vi fanno un po' più aggressivi, un po' più bellicosi, come se aveste bisogno comunque di nuovo di esprimere una sferzata di assertività che da tempo non vi si vedeva manifestare. Oggi ce la metterete tutta per ricentrarvi. Toro, la Luna oggi passerà nei vostri gradi portando con sé delle quadrature con Plutone e Marte che sono un pochino pesanti da gestire, proprio perché un senso di nervosismo e stanchezza potrebbe impadronirsi di voi. Non è un momento eccezionale per la creatività né per la passione. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna carica di energia, un'energia che non sempre approverete, ma che sicuramente vi aiuterà
di nuovo a uscire un po' da un torpore comunicativo e affettivo che da un po' è troppo preda di Mercurio, troppo impegnato a sragionare cervelloticamente sulle cose. Cancro, la vostra luna oggi compie aspetti ed evoluzioni molto interessanti. Sicuramente nella mattinata la quadratura Marte e Plutone potrà assolutamente, visto che la luna è proprio l'ago della bilancia sulla loro posizione, portarvi dei cambi di prospettiva inaspettati e radicali, quindi fate bene attenzione. Leone, la giornata oggi prevede delle energie un po' distoniche, la luna comincia a quadrare e progressivamente metterà comunque dei dubbi, perché per quanto le cose per adesso sono in ripresa e vanno bene, sicuramente avete bisogno di maggiori certezze e di risposte che come al solito non arrivano prontamente come vorreste voi. Vergine, la giornata di oggi prevede un certo bailam zodiacale tra i pianeti che però vi riguarda relativamente. Ecco, è Venere che oggi vi sospinge a essere furbi quanto basta per ritagliarvi il vostro spazio vitale e non farvi stressare molto, anche a costo di dire che state poco bene per non voler fare qualcosa. Bilancia, giornata oggi che vede la vostra Venere in quadratura, una luna in opposizione con altre due quadrature di Marte e di Plutone, e non è proprio una giornata eccezionale oggi, ma sicuramente si sbloccherà qualcosa in famiglia e riuscirete a risolvere qualche problema importante. In amore ancora un po' di trascuratezza. Scorpione, la giornata oggi è una giornata che vede l'inizio dell'opposizione della Luna ai vostri gradi. Gli aspetti non sono troppo semplici oggi per voi, ma potrete confidare sempre sui sogni di Nettuno, che riterranno opportuno farvi scegliere tra una persona, un'attrazione o un'altra. Sagittario, giornata oggi che prevede una luna in mattinata un po' turbolenta, che dà ragione a quel Mercurio che ancora si batte per la sua libertà. I pensieri quindi vogliono essere più liberi e i sogni un po' più semplici da realizzare. Capricorno, oggi è un bailam zodiacale che vi confonde non poco, proprio perché la luna in mattinata risulta dispettosa, trasformandosi invece in un'amica fedele proprio dopo pranzo. In quella giornata avrà dei toni completamente diversi, anche se la messa in discussione delle cose vi ha fatto pensare che bisogna stare comunque ancora attenti allo sviluppo di qualcosa. Bene in amore. Acquario, giornata oggi che prevede una luna che vi provoca e vi lancia degli spunti di riflessione sui quali vorreste elaborare un po' meglio. Ci sarà tempo per questo. La luna dispettosamente si fa inquadratura dal Toro a metà giornata e l'umore forse vi spingerà a essere un pochino più apatici e a non curarvi di persone o relazioni in cui l'emotività prorompe in maniera un po' gratuita e spropositata. Pesci, oggi una mattinata densa di impegni, ma dopo pranzo tutto si trasforma in una positività molto idonea e in tono con ciò che Nettuno, potentissimo oggi in trigono con Marte, in sestile con Plutone nei vostri gradi, vi chiede, ovvero la voglia di essere di nuovo dolcemente creativi e per questo di aver riconosciuto il vostro talento. È rimasta memorabile la seconda missione della NASA con il lancio dell'Apollo 12. A poche decine di secondi dal lancio, infatti, il 14 novembre 1969 il razzo è stato attraversato da due fulmini. Nessun danno serio, i due astronauti a bordo riuscirono dopo un viaggio di 5 giorni ad atterrare e soggiornarono sul suolo lunare per 1 giorno e 7 ore. Quando qualcuno mi fa infuriare, io non riesco proprio a trattenermi. Insomma, se devo cantarle a qualcuno, lo faccio tranquillamente. In inglese, l'espressione che si utilizza per indicare questo atteggiamento è Read the Riot Act, letteralmente tradotto con leggere l'atto di sommossa. Si può rendere in italiano con fare una lavata di capo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
matto di cui parleremo oggi è il medico e alchimista Paracelso. Si è dedicato alla ricerca dell'elisir di eterna giovinezza e a lui si deve l'invenzione di uno dei primi analgesici a base di oppio e alcol. Perse il ruolo di docente all'Università di Basilea perché fece bruciare dai suoi studenti i testi di Galeno e Avicenna, considerati da lui ignoranti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Buon inizio giornata all'insegna delle piccole cose. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani. Ci rivediamo sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.